Cari telespettatori, eccoci insieme. Quest'oggi parliamo di un tema molto importante perché sentire bene dal punto di vista uditivo è molto importante, perché altrimenti noi abbiamo una percezione della realtà che ci circonda che può essere veramente distorta. Si possono interpretare le parole in modo diverso perché c'è una forma di ipoacusia, ovvero un po' di sordità, fino ad arrivare a forme molto acute. Quindi una sorta di malessere che condiziona i rapporti sociali, che condiziona proprio stare in un certo contesto familiare o di amicizia, e anche lo stare bene con se stessi. Non da ultimo una degenerazione a livello mentale che può essere molto più veloce, sino ad arrivare a delle manifestazioni precoci di patologie come l'Alzheimer, proprio perché c'è questa forma di sordità che provoca delle conseguenze anche gravi, fisiche e psichiche. Ne parliamo con un'esperta, ben arrivata Daria Biasioli, grazie di essere qui con noi, manager director Esaudire, che è una società che si occupa di risolvere questi problemi. Problemi molto frequenti, vero, sì, signora? Moltissimo, moltissimo. Più di quel che si può immaginare. Certo. Pensiamo a un dato significativo, che in Italia oggi ci sono 7 milioni di persone che hanno problemi di udito. 7 milioni, quindi sono tantissimi. Sì. In che ambito di età che si possa riscontrare ci sono queste persone che hanno questi problemi? Ma diciamo che non è più la classica età dell'anziano, ma oggi già un cinquantenne può avere una diminuzione uditiva. Quindi già in giovane età sostanzialmente. Sì. Si chiama ipoacusia sostanzialmente. Sì, diminuzione uditiva. Diminuzione uditiva, quindi inizio, sordità, perché quando dice sordo già si chiude a riccio, dice non sono sordo. Sei ipoacusia, quindi inizia a sentire meno. Quali sono le prime manifestazioni, quindi quali sono i campanelli d'allarme? Beh, i primi campanelli d'allarme sono situazioni in cui si è in presenza di più persone o in ambienti rumorosi, come ad esempio può essere il ristorante, e ovviamente la difficoltà a poter anche dialogare a tu per tu con una persona o con persone a fianco, perché il brusio di fondo o il rumore di sottofondo non consente di andare a comprendere, non tanto a sentire quanto a discriminare le parole. Inizio, quindi non si percepiscono bene le parole. Sì. Si fraintendono? Sì, si fraintendono, o diciamo che si vanno a capire delle consonanti rispetto ad altre, perché la diminuzione di udito, a seconda di quello che è un po' l'andamento poi del profilo audiologico, comporta non andare a percepire tutte quelle che sono le lettere dell'alfabeto italiano. Esatto, perché ci sono varie forme di ipoacusia, vero? Sì. Quante forme ci sono? Quali sono? Ma fondamentalmente ci sono due tipologie che si identificano in ipoacusia neurosensoriale, cioè che riguarda l'orecchio interno, quindi è degenerativa, o un'ipoacusia percettiva, che è un problema di trasmissione. Ci possono essere anche delle sordità improvvise o sordità miste, quindi sia che riguardano l'orecchio interno sia quelle che riguardano l'orecchio medio, quindi neurosensoriale e percettiva. Normalmente la degenerazione è ordinaria, oppure sono delle forme di patologie più limitate come ambito, come range? Beh, diciamo che oggi, ovviamente, per lo stile di vita e l'inquinamento acustico, quella che è la sordità neurosensoriale, ovvero tra virgolette degenerativa, è ovviamente più comune e quindi più ordinaria. Quindi degenerativa uno deve metterci un po' così il dato di fatto che purtroppo continuerà a peggiorare. Sì. Esatto. Invece altre forme di ipoacusia che sono più statiche, quindi si è verificato un fattore determinante, quali possono essere? Ad esempio può essere l'utilizzo di farmaci ototossici, o ad esempio dei traumi acustici, oppure delle problematiche di tipo genetico. Questa è un'altra componente. Sì. Come si fa a capire se si entra in quelle problematiche? Cosa vuol dire? Cioè avere i genitori, nonni, che cosa? Beh, diciamo che il discorso dell'ereditarietà può esserci, e quello fondamentalmente lo si capisce andando a fare quella che è una prevenzione uditiva, che
oramai viene comunicata in maniera continuativa. Per quanto concerne il discorso del trauma acustico, è una cosa che la persona che ne è colpita lo percepisce immediatamente, perché avverte una repentina diminuzione uditiva, quindi a differenza di quelle degenerative, che magari non ci si rende conto, quelle invece, tra virgolette, improvvise o generate da trauma, sono evidenti, te ne accorgi. Non si può fare niente ai noi. E ci sono la prima cosa da fare, un consiglio, un po' chi adesso magari ci ascolta e conosce oppure è coinvolto direttamente in questa forma di minor percezione corretta del sentire, quindi ipoacusia, inizio, sordità. La prima cosa da fare? fare è andare a fare uno screening uditivo, quindi sottoporsi a un test audiologico, ovviamente fatto con una batteria di test completa che ci consente di andare a fare delle indagini non solo su quella che è la percezione dei suoni, ma anche la percezione delle parole. Quindi è importante che la struttura a cui ci si affida per fare questo screening sia dotata di una determinata strumentazione che sia in grado di poter darci un quadro completo audiologico, quindi non solo un semplice test fatto di che suoni sento e quanto li sento, ma una serie di test completi. È personalizzato il percorso, vero? Il percorso per quella che è eventualmente la soluzione e la correzione di un deficit uditivo è personalizzato, perché ogni persona, proprio per il numero, la quantità di tempo che non sta percependo, le caratteristiche morfologiche, anche le abitudini di vita, richiedono un percorso personalizzato. Quindi ad hoc, specifico. La tecnologia quanto conta? Qui stiamo vedendo delle immagini di un percorso fatto in modo particolare da voi, però con delle apparecchiature. Una persona magari che non ha mai approcciato oppure è andato a fare una visita sommaria sa che più o meno sono 2-3 gli aggeggi che vengono utilizzati. Sì. Qui vediamo invece strumentazioni un po' più importanti. Sì, sì. È importante la tecnologia, direi quasi nella totalità, per quello che è il rendimento e il risultato di quella che è la correzione, proprio perché quella che è una soluzione acustica esternamente, la chiamo carrozzeria, può sembrare la stessa cosa, ma quello che importa è il tipo di computer che c'è dentro. E oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante, perché ovviamente la risoluzione digitale è fondamentale, perché a seconda del tipo di calo uditivo che si ha si deve andare a lavorare più o meno su determinate frequenze, quindi anche qui ritorno al discorso della personalizzazione, ed è fondamentale che sia così, e solo certe tecnologie ci consentono di andare a personalizzare la cosa. Più semplice la tecnologia, meno è la personalizzazione e quindi minore è la qualità acustica. Quindi vuol dire che lì entriamo in un campo molto delicato, sì, perché la persona è al di fuori, non è al di dentro delle conoscenze. Fidarsi come, in che termini, visitare più centri, farsi visitare da più centri, perché i risultati dovrebbero essere univoci, no? Sì. Il grado di sordità, di non percezione di certe parole, eccetera, e le soluzioni teoricamente dovrebbero essere allo stesso livello, ma così sembra non essere a questo punto, perché c'è un know-how segreto, segretissimo, che ognuno evolve, non individualmente, perché immagino che avrà delle collaborazioni con degli istituti di ricerca e quant'altro, che contraddistinguono l'attività svolta. Intanto è fondamentale rivolgersi a persone che abbiano fatto un percorso specifico di studi, che siano altamente qualificate, che abbiano un titolo di studio. E cosa fondamentale è che
quella che è ovviamente l'interazione anche con il medico specialista otorino, che ovviamente sa che questo tipo di percorso va fatto in un certo modo. Questa è la cosa fondamentale. Perché un centro rispetto ad un altro, ovviamente è fondamentale andare a rispettare quello che è un protocollo applicativo. Non è che a tutte le persone possiamo mettere la stessa cosa, vanno fatti dei test, degli esami che vengono anche spiegati. Per noi è molto importante che la persona sia consapevole di cosa stiamo parlando, perché un conto è dire se hai un calo di udito lo risolverai così, un conto è dire se hai un calo di udito ti spiego, ti mostro graficamente, ti faccio capire di cosa stiamo parlando e come pensiamo di andare a intervenire. Cioè è fondamentale la tecnologia da un lato, ma dall'altro anche l'attenzione alla persona. Assolutamente. Ecco, il provare prima il tipo di risultato è possibile? Provare il tipo di risultato? Sì, cioè dico che immagino una persona non sente e dice però con quell'apparecchio che tu mi proponi che dovrebbe risolvere quel tipo di problema mio specifico, eccetera, come sentirò? Certo. No, è possibile farlo? Allora, diciamo no? che il termine prova io preferisco, e anche con i miei collaboratori la chiamiamo valutazione. Che cosa intendo? Una persona che ha una difficoltà uditiva è una persona che si è abituata a sentire in un certo modo, che crede essere quello normale. In realtà non è così. Allora c'è l'opportunità, e noi la chiamiamo valutazione assistita, per cui le persone che si rivolgono presso le nostre strutture hanno l'opportunità di andare a capire che cosa significa rieducare il proprio udito e che cosa significa sentire quella parte di udito che ti manca. Questo però quindi recuperare quella parte. Ma non è indice che messa su immediatamente la soluzione ricapisco tutto come magari avevo l'udito perfetto 10 anni fa, perché io faccio sempre l'esempio di mi affido all'approccio tra virgolette un po' rieducativo, cioè l'udito è un organo che va rieducato. Infatti volevo proprio sottolineare questo aspetto qua, lei ha parlato di rieducazione, sì. Quindi che cosa vuol dire? Perché tanti pensano appunto metto l'apparecchio, sento, no. No, non è così. Non è così perché è come una persona che non cammina più da molto tempo, inizia ad utilizzare uno strumento che gli consente di rifare i passi, però un giorno li fa piano piano, poi li fa più velocemente. Perché parlavo prima di protocollo applicativo? Protocollo applicativo significa anche questo. Io immediatamente, tramite anche dei test, tramite la nostra strumentazione, sono in grado di far vedere all'utente che si rivolge a noi come sente e anche quanto sta sentendo in più rispetto alla situazione di partenza. Cioè la nostra strumentazione è in grado scientificamente, non soggettivamente, metto su l'ausilio acustico, dimmi tu paziente come senti, quanto senti bene, senti male. La nostra strumentazione è in grado di dirci quanto di più sta sentendo in quel momento e quanto sta guadagnando. Quindi l'utente che per la prima volta si approccia a una soluzione uditiva percepisce immediatamente quello che è il beneficio in più rispetto a prima, ma poi va rieducato a stare nel rumore, va rieducato a dialogare in mezzo alle persone. Quindi l'apparecchio acustico andrebbe portato sempre? Andrebbe portato sempre, ma nella prima fase, che è quella di adattamento e acclimatazione, ovviamente va gestito a step. Quindi non si parte subito col sentire perfettamente tutto, ma cercare di reintrodurre nell'ambiente rumoroso. No, perché sarebbe anche controproducente per un discorso di abitudine che è intrinseca e non posso immediatamente bombardare l'udito nonché il sistema centrale, lo devo piano piano rieducare a riscoprire cos'è in realtà che si è perso di sentire da un lungo periodo. Assolutamente. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi torniamo, ci sono altri capitoli e altre possibili soluzioni.